Il Movimento 5 Stelle sarà in questo governo il garante della coesione nazionale. Si devono rispettare i referendum che hanno portato avanti i cittadini delle regioni che chiedono autonomia, ma non a discapito di altre parti d'Italia o della coesione nazionale. Parole e musica di Luigi Di Maio, il vice premier e capo politico dei Pentastellati a Matera, torna a parlare di autonomia con frasi che riaccendono il mai sopito dibattito nord-sud, anche perché poi continua. Ricordiamoci, dice, che la prima area d'Italia che ha bisogno di più lavoro, sviluppo e imprese è proprio il sud. Ma a chi sta seguendo passo dopo passo il non facile percorso verso l'autonomia del Veneto tra equilibri e contrappesi, quelli di Di Maio sembrano vuoti slogan. Se parte dal presupposto che qualcuno voglia far venir meno la coesione sociale, il presupposto non esiste. Il punto è che qui si vuol far credere con queste battute, o meglio, quando si fanno queste battute, si presuppone che l'Italia sia coesa, mentre non lo è. Non che vi siano contrasti fra i cittadini, è diseguale perché se guardiamo le tutele garantite dalla Costituzione ci sono parti del territorio dove queste tutele sono assicurate ed altre parti dove non sono assicurate. Il problema, sottolinea Bertolissi, è sempre lo stesso. Autonomia non è secessione dei ricchi, ma assunzione di responsabilità. E se ad esempio esiste un afflusso costante e certificato di utenti del meridione verso il nord, Veneto in particolare, per curarsi nelle strutture sanitarie, un motivo ci sarà. Il problema del regionalismo differenziato non ha niente a che fare con quel che si va raccontando, e cioè le regioni più ricche vogliono essere ancora più ricche, vogliono fregarsene del prossimo. Non è affatto così. E chi non sfrutta i talenti che ha, che è in difetto rispetto all'obbligo di solidarietà nei confronti della Repubblica. Perché l'obiettivo è uno solo. Essere più efficienti e quindi di erogare più prestazioni e servizi. Questo è il problema del Paese. Le altre sono chiacchiere assolute.